La Regione raccoglie l'appello del sindaco di Raffadali e diventa zona rossa. Lo ha deciso Nello Musumeci in seguito all'escalation dei casi Covid in paese che avevano spinto anche il sindaco Silvio Cuffaro a lanciare l'appello perché scattassero le massime restrizioni. La zona rossa parte da domani, venerdì 12 marzo, per 15 giorni. Nello stesso provvedimento, in attuazione del nuovo DPCM, viene disposta la chiusura delle scuole da lunedì 15 a sabato 20 marzo. Niente lezioni in presenza in provincia di Agrigento, anche ad Alessandria della Rocca, Caltabellotta e Camastra. E in totale in Sicilia sono 5 le zone rosse. Lo stop delle lezioni in presenza è stato attivato in 24 comuni. Il presidente della regione Nello Musumeci ha firmato un'ordinanza anti-Covid che prevede le massime restrizioni in 2 centri della provincia di Palermo, Altavilla Milicia e San Mauro Castelverde, in uno della provincia di Caltanissetta Montedoro, in un paese della provincia di Siracusa, Portopalo di Capopassero e, come detto, a Raffadali in provincia di Agrigento. Le restrizioni scatteranno da domani e si concluderanno il 27 marzo.